pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca l'ultimo sforzo, poi domani chissà. E intanto gira e va, e chi ci fermerà? Gianni guarda il mattino e prende il primo sole sul viso, che ride di già, è quasi primavera, i suoi sogni si fanno più veri e tutto sembra assumere un senso nel vento che va, la ruota sembra un'erica, la ruota sembra un'elica. Gianni non è mai stanco di correre per tutto il mondo ed andrebbe più in là fino a toccare il sole e le stelle, la luna, e chissà se la sua felpa termica azzurra va bene anche là, in giro sopra un'orbita, in giro sopra un'orbita. Gianni parla poco e vede il mondo come può. Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto. Signore e signori, buonasera. La stagione agonistica della Federazione Ciclistica Italiana comincerà il prossimo 14 febbraio con la gara organizzata dal Pedale Lucchese Poli in collaborazione con la Valternieri Pubblicità, ricordando Marco Pantani, gara riservata alla categoria amatori. Questa sera siamo qui al ristorante Valentino a Fiano, nel comune di Pescaglia, dove viene presentata la gara e dove sentiremo i vari ospiti che parleranno della manifestazione. Allora, siamo con Anelito della Santa, vicepresidente del Pedale Lucchese Poli. Ancora un'edizione di Ricordando Marco Pantani, e da quelle che sono le premesse crediamo che anche quest'anno sarà una grande edizione. Ma io penso che quest'anno dovrebbe essere, anche il tempo ci dovrebbe aiutare, perché la corsa è di domenica, è una giornata, sarà senz'altro una giornata stupenda, e la manifestazione è una manifestazione che richiamerà centinaia, non dico centinaia, ma decine e decine di atleti che si cimenteranno su questo percorso, che è un percorso stupendo, proprio come sarebbe piaciuto a Pantani. A proposito di percorsi, approfitto dell'occasione perché so che, vi ricordo che Anelito della Santa è responsabile della categoria esordienti per la Toscana e è stato nei giorni scorsi a vedere il percorso dei campionati italiani. Allora ci puoi dare qualche anteprima? Sì, io sono stato a vedere il percorso del campionato italiano, che intanto comunico che non sarà più il 4 di luglio ma sarà il 18 di luglio, per cui c'è uno spostamento, c'è uno slittamento diciamo di 15-20 giorni. Il percorso è completamente pianeggiante, non so come abbiano potuto concedere un permesso a fare un percorso in una cittadina così sul lungomare, vicino al mare, a ridosso del mare, insomma, poi tutte le cittadine della Liguria si somigliano, ci sarà un traffico della Madonna, è questo che mi preoccupa. Comunque il percorso è un percorso piatto che sarà appannaggio senz'altro di atleti molto veloci, e questo è quello che mi preoccupa un po' di più di tutto, perché scegliere dei ragazzi per portarli a un campionato italiano con queste caratteristiche non sarà senz'altro facile. Quando è nata Ricordando Marco Pantani, sempre vicino al Pedale Lucchese Poli alla Valternieri Pubblicità c'è stato Mario Nannini. Devo dire che ormai è un binomio questo che
continua negli anni, credo sia una bella soddisfazione che la propria azienda sia abbinata a questa manifestazione, così come è per la società essere abbinata a voi. Sì, questo è una cosa che ci gratifica molto, perché ci dà la possibilità ogni anno di essere a fianco di Poli nell'organizzazione di questa gara, che è la prima, diciamo, nella nostra zona di una certa rilevanza, e tutti gli anni vedo che c'è una grossa affluenza di concorrenti sempre più agguerriti. Quest'anno la corsa cade di domenica, quindi i concorrenti avranno modo di prepararsi meglio, con più tranquillità, le strade saranno un po' più libere e quindi l'agonismo sarà ancora più elevato. Dicevo, ormai il ritrovo di partenza è sempre lì alla Nini Auto, credo che anche questa vicinanza degli atleti alla vostra azienda vi faccia piacere, no? Ma quello diamine, sono cose che fanno piacere, anche perché tutto è nato 6 anni fa, se non vado errato, con Walter Nieri che lanciò l'idea, e noi siamo ben felici di mettere a disposizione i nostri locali per fare le punzonature, per fare le iscrizioni, la partenza, anche perché insomma grazie anche a voi della televisione è una cosa che ci fa vedere in tutta la Toscana. Allora, prima di parlare con Pierluigi Poli, che è l'organizzatore della manifestazione, invito la regia Daniele Ciampi a mandare le immagini del finale di corsa della edizione numero 5 ricordando Marco Pantani. Siamo sulla fase conclusiva della corsa, sempre Orsucci al comando. Rezzani sicuramente ha più esperienza del corridore della Maggi, anche perché è più grande ed ha militato nelle categorie dei professionisti. Attenzione, perché potrebbe accadere nelle ultime fasi della corsa anche un attacco da parte dei due. Il vantaggio sta decrescendo sugli loro inseguitori, stanno andando di pari passo, stanno cercando di capire chi è il primo. 300 metri finali, il primo a scattare, prova Orsucci in questo punto ai 300 metri finali, prova Orsucci, non gli lascia spazio però Rezzani. I due allora si stanno affiancando in prossimità dei 150 metri alla conclusione nel tratto. Questo tratto è veramente duro per chi l'ha testato in bicicletta. Rezzani guadagna circa 5 metri sul compagno di fuga, sono di più proprio adesso in prossimità della curva del rettilineo finale, proprio davanti alla chiesa di Fiano. Non c'è niente da fare, non ce la fa Simone Orsucci a tenere il passo di Rezzani. Vince Michele Rezzani della Gianluca Faenza. Per quanto riguarda il Master 1 si impone su Yuri Gorini e su Cristiano Bianchi. L'anno scorso abbiamo visto una bellissima edizione, tantissimo pubblico, credo che anche quest'anno ti aspetti che sia una corsa come nelle altre 5 passate edizioni. Ma se l'anno scorso poteva essere un'incognita perché si arrivava per la prima volta a Posto a Fiano, quest'anno si pensa che ormai questo scoglio è superato e ci aspettiamo un'edizione ancora più bella, direi, perché ormai i corridori conoscono la salita, la corsa ha preso in questi 5 anni quota, tutti la conoscono, gli specialisti insomma hanno un appuntamento fisso, noi ci mettiamo del nostro per far sì che la corsa sia bella, interessante, sicura, e proprio stasera siamo qua con un gruppo di persone, quelle che vedrete, che sono tutte persone che in qualche maniera contribuiscono alla migliore riuscita della manifestazione. È la prima volta che la corsa si svolge di domenica, per questo è stata anticipata al mattino. Credo che forse questo sulla carta dovrebbe contribuire a far venire ancora più atleti. Sì, probabilmente lo spostamento di orario potrà facilitare qualche corridore in più. Noi d'altra parte la nostra è una data fissa, il prossimo anno sarà di lunedì e così via, e questa ormai è una data fissa che non cambieremo mai. Un'ultima cosa, il percorso è quello dell'anno scorso, però sarebbe opportuno ricordarlo un attimo da parte tua. Sì, è un percorso che prevede circa, direi, 75 km praticamente pianeggianti, un paio di giri dalla partenza da Guamo, si va fino sulla strada per Pisa, poi si torna a Salnado in Treponzo, nuovamente sulla strada per Pisa, e poi percorriamo tutta la piana, diciamo, fino a Capannori, Marglia, Ponte a Moriano, la Val Freddana, e a San Martino Freddana si devia a destra. Gli ultimi, direi, 4 km sono non micidiali ma impegnativi.
Hai tanti sponsor, devo dire, tanti sponsor che in questi anni sono sempre stati vicini, e anche questo credo che abbia contribuito a dare fiducia a te e a loro per questa gara. Ma senz'altro, intanto voglio ricordare Walter Mieri, che è il vero motore di questa manifestazione, poi Nannini Auto che ci permette la partenza dalla propria sede, il Caffè Incas che ci è sempre stato vicini, poi quelli nuovi come la Comet, come Nova Gamma, come Dirico, insomma, sicché ecco, noi a questi sponsor non ci rimane proprio che ringraziarli tanto, con la speranza che ci seguano come ci hanno seguito fino ad ora. Per non ricordare per ultimo qui l'arrivo da Valentino, che credo che sia stata una grande scoperta l'anno scorso. Valentino non solo ci ha accolto bene, ma sembrava quasi che ci aspettasse quando siamo arrivati qua su a prospettargli la corsa, e sembrava quasi che fosse lì a dire sì, siete arrivati e facciamo tutto qua su. Qua su è una cosa veramente incredibile come ci accoglie lui, il paese, lo stesso comune di Pescaglia che ci mette tutto a disposizione. Abbiamo trovato una sede veramente bene. Con Gianfranco Battaglia, presidente del comitato provinciale lucchese. Le gare di cicloamatori in provincia di Lucca non sono molte, però quelle poche gare credo che siano di un livello veramente elevato, forse tra le più belle in Toscana. No, sono qualificate, no? Cioè, poi hanno anche un significato, dalla Pantani, insomma, che ricorda un grande campione, poi è stata, diciamo, inventata un paio d'anni fa la Roubaix di Lucca, si ripete la cronoscalata delle Pizzorne e poi Lucca in bicicletta, e probabilmente c'è forse un'altra ancora da definire, ma insomma diciamo che il nostro obiettivo non è, cioè, ben venga chi vuole organizzare le corse, ma il nostro obiettivo è puntare su delle corse di qualità e che abbiano anche un significato. Quest'anno non saranno tantissime le corse anche in provincia di Lucca per i problemi economici che un po' sono da tutte le parti, però credo che le prospettive siano per un anno di transizione, ma ancora un anno in cui Lucca si fa valere. Ma sai, Lucca, diciamo, c'è una situazione generale in Toscana, ora l'Italia non la conosco, ma penso anche in Italia, comunque prevalentemente anche in Toscana c'è un calo generale di atleti e di gare organizzate. Lucca più o meno si rimane sullo standard, forse se ne perderà una esordienti e uno o due giovanissimi, ma insomma più o meno ormai sono gare che hanno che sono tanti anni che vengono fatte, hanno società ormai storiche e più o meno noi rimaniamo su quelle. Ecco, diciamo sul nuovo quest'anno ci è stato assegnato il campionato regionale esordienti che si fa a Gallicano, cioè dovrebbe venire una bella cosa, anzi dovrebbe venire una bella giornata, speriamo, hanno chiesto anche il giorno di fare gli allievi, insomma c'è di mezzo anche il comune di Gallicano, dovrebbe venire una bellissima cosa in una zona, diciamo, poco valorizzata e che potrebbe dare anche l'impulso al ciclismo. Un'ultimissima cosa veloce. L'unico rammarico è il 2010 che potevamo già avere a Lucca un campione italiano e invece per varie vicende questo ragazzo è andato a gareggiare nella Vangi, mi riferisco a Pietro Santini, quindi però è sempre un ragazzo lucchese, no? Sì, cioè io se si entra in questo argomento qui, insomma, dico soltanto che a me dispiace perché indubbiamente, insomma, io ho visto su tutti i giornali Santini Pietro dell'Ambra Cavallini, se si pensa che ha corso 7-8 anni, dico, in Garfagnana, è cresciuto e nato in Garfagnana con una società lucchese, la Mercedes-Benz, cioè io con tutta franchezza dico non ho capito, dico, il Turri che praticamente a Lucca è quello che ha creato il ciclocross e il mountain bike, dico che ha sfornato fior di ragazzi, fior di campioni e poi tutto di colpo ha abbandonato per darsi agli juniores e poi si è visto gli juniores che è una categoria difficile e che indubbiamente mi sembra che quest'anno non la ripeta, quando invece aveva a mano tutta la medievale e la Garfagnana e nella mountain bike e il ciclocross poteva avere il predominio assoluto. Cioè sono scelte per carità rispettabili, comunque mi permetto di dirle senza mezzi termini, io non le condivido.
Abbiamo il piacere di avere anche qui Stefano Della Santa, che non era tra gli ospiti attesi, però era qui presente dal ristorante da Valentino, e abbiamo approfittato per approfittare in questo senso che Stefano per un anno sei stato compagno di squadra di Marco Pantani. Credo che qualcosa ci devi dire di Marco. Sì, ho avuto modo di essere, intanto siamo stati 15 giorni in camera insieme quando abbiamo fatto i mondiali in Colombia, e da quell'esperienza lì poi nacque un discorso che fu ripreso un anno e mezzo dopo, quando fu fatta la squadra a Mercatone 1, e Marco mi volle con sé per cercare di essere una pedina importante per lui per le salite. Io purtroppo quell'anno ebbi il problema dell'operazione per problema all'arteria, quindi feci soltanto metà stagione e non potei essere presente quando veramente serviva, al Giro d'Italia, al Tour de France. Però ecco, io ho un buon ricordo di Marco per quello che riguarda la persona proprio, perché in corsa siamo stati insieme poco, e abbiamo vissuto insieme i ritiri, e ho conosciuto di più la persona Marco Pantani dell'atleta. L'atleta l'ho conosciuto negli anni, anche stando in squadre diverse come avversario, ma come compagno l'ho conosciuto più come persona. Un aneddoto, qualcosa su Marco che magari nessuno conosce? Ma eravamo legati da due passioni comuni, quella per il mare, e lui era più, come passione era più per le barche a motore, io invece per le barche a vela, cosa che poi dopo ho sviluppato diventando anche un velista. E poi eravamo legati anche dalla passione per le Harley Davidson. In quel periodo avevamo entrambi un Harley Davidson, per cui parlavamo molto di moto, di mare, che erano cose che facevano piacere a tutti e due. E ti ringrazio. Un'ultimissima cosa: quest'anno sei direttore sportivo a Gragnano, una squadra Elite Under 23, una bella responsabilità e anche una bella esperienza, credo. Sì, è una cosa che a me è sempre piaciuto, il fatto di stare in ammiraglia. Quando è capitata questa occasione qualche mese fa non ho esitato a accettare, tramite Michele Bartoli, che era in contatto con il presidente, con Carlo Palandri, e lui cercava un direttore sportivo. Michele in quel momento non era e non è disposto, perché per motivi familiari chiaramente lui ha esigenza di stare a casa, e chiese a me se volevo farlo. Lui si occuperà della preparazione degli allenamenti, io mi occuperò della direzione della squadra in gara. È una bellissima esperienza, lavorare con i ragazzi, con i dilettanti mi stimola molto, e posso continuare anche ad andare in bicicletta perché mi alleno con loro tutti i giorni, e quindi li vedo proprio da vicino, ecco. Luano Giosfredi della Nuova Gamma è uno degli sponsor storici di questa corsa. Ormai sono 6 anni, siete sempre vicini al pedale lucchese e a Valternieri. Anche voi ormai sentite un po' la corsa come vostra? Indubbiamente. Poi queste iniziative vanno indubbiamente premiate, e è un grazie che si dice a Valternieri e al Poli, soprattutto perché dà l'opportunità di partecipare a giovani e quant'altro. Insomma, credo che anche la vostra collaborazione sia molto importante, come diceva anche Poli e Valternieri, perché permette a questa società di fare una corsa veramente di alto livello. Insomma, veramente il vostro contributo è importante. Sì, si cerca di fare il possibile, chiaramente, per quello che è possibile, sì, sarà da ora e si spera in futuro. Ed ora siamo con il dottor Umberto Conti. Diciamo che un medico nel ciclismo per la preparazione tutto è sempre indispensabile. Vogliamo ricordare che il dottor Conti ha seguito Bartoli, segue molti atleti anche di alto livello. Ricordando Marco Pantani, è una corsa che, essendo la prima della stagione, viene già preparata da molti atleti anche che lei segue. Ecco, ci può dare già un mezzo pronostico? Pronostico penso che sia la cosa più difficile, soprattutto nella gara di inizio stagione, perché è proprio nella gara di inizio stagione in cui è veramente difficile la previsione. La preparazione può essere stata diversa, interpretata in maniera diversa, quindi è difficile veramente fare una previsione. Penso che sia veramente una cosa difficile. Ecco, tra tanti atleti che segue, c'è qualcuno che in questo anno ha visto
migliorare decisamente, anche perché credo che oggi la preparazione sia fondamentale. Sì, la preparazione è fondamentale. Io un po' per caratteristica personale, un po' per scelta professionale non faccio mai dei nomi in ambienti pubblici, quindi preferisco non fare dei nomi. Di sicuro gli sport veri come il ciclismo premiano sempre chi lavora bene e chi lavora meglio, questo è fuori di dubbio. E il 14 febbraio lo vedremo. E il 14 febbraio ve l'ha dimostrato. Siamo con il presidente Carlo Coronato, reduce da un'operazione ma è voluto essere presente a questa che è una delle creature più importanti della società sportiva. Sì, sicuramente per il pedale Lucchese Poli è una delle più belle corse organizzate in funzione di un campione che ha lasciato un segno nel cuore di tutti gli sportivi. Pantani. Allora, quest'anno siamo alla 6ª edizione, ma ogni anno la corsa, diciamo, aumenta di interesse, c'è sempre più attenzione sia della stampa sia degli sportivi. Credo che questa sia la dimostrazione migliore del lavoro che viene fatto in società. Sì, sicuramente, la stampa, i mass media in genere, la televisione stessa ha capito che l'organizzazione del pedale lucchese è eccezionale, quindi ci seguono con soddisfazione. Quindi l'appuntamento qui il 14 febbraio? Senz'altro, il 14 febbraio. Ora siamo con il direttore e condirettore di corsa. Ricordando Marco Pantani, è una corsa impegnativa soprattutto nella parte finale quando avviene la selezione per venire all'arrivo. Sì, però io essendo davanti come direttore di corsa può rispondere meglio il mio amico Stefano Bendinelli, che lui fa la parte di retro e lui le difficoltà le affronta lui. Ecco, la sentiamo da Stefano Bendinelli. Stefano, questa qui è una corsa che soprattutto nella parte finale richiede certo impegno perché, diciamo, sono gli atleti staccati, quindi bisogna fare molta attenzione. Ma sì, questo è vero, però è anche, diciamo, il fatto che quando usciamo dalla provinciale che inizia il tratto di salita è una strada che consente comunque di portare tutti gli atleti all'arrivo. Semmai c'è da dire che la partenza è difficoltosa perché essendo un numero molto, molto elevato il problema si innesta sempre subito nei primi chilometri, per cui non sono abituati anche a fare determinate gare, è sempre un po' un problema con il traffico perché è un orario un po' particolare. Comunque insomma, si pensa di fare il meglio mantenendo poi quelle che sono le regole che ci consente la federazione, per cui credo che la manifestazione poi è importante da avere un controllo sia sotto professione di sicurezza, però anche di consentire agli atleti che facciano una gara dignitosa per quel nome che poi vanno a portare per la manifestazione. Mi sembra comunque che anche dal punto di vista organizzativo, visto che questa sarà la 6ª edizione, anche per l'esperienza degli anni passati, questa è una delle corse credo che in cui l'organizzazione cura molto tutti i particolari. Ma si cura tutti molti particolari, però in confronto agli anni passati quest'anno bisogna essere pronti la mattina perché alle 10 si parte e diventa una cosa difficile, ma speriamo. Per me da parte io penso che vada tutto bene, perché io personalmente con Stefano ci organizzeremo per essere pronti alle 10, cosa che non è facile. Valentino Donati, il titolare del ristorante qui Valentino dove arriverà la corsa. Diciamo il giorno di San Valentino si arriva dal ristorante Valentino, mi sembra che sia un bel abbinamento. Un bel abbinamento, sì, la festa di Pantani e San Valentino. Allora Valentino, lei era un grande tifoso di Pantani. Pantani, sì. Lei è andato anche a vedere qualche corsa? A San Pellegrino. San Pellegrino un giorno però aspettavo il primo, invece arrivo l'ultimo. Però diciamo Pantani tante soddisfazioni gli ha dato. Tante soddisfazioni, tante davvero. È bene ricordarlo, è bene l'organizzazione anche dei poli, tutti gli anni ricordare questo grande campione. A parte che io ero tifoso, però è stato un grande campione. Dicevo, questo sarà il secondo anno, l'anno scorso si fu tantissima gente, noi quest'anno ci aspettiamo forse, visto che è di domenica, ancora più persone. Ancora di più, perché c'è anche San Valentino e ce n'è ancora di più. Quindi noi oltretutto dobbiamo dire che il comune qua su di Pescaglia
l'anno scorso è stata una bella collaborazione e anche quest'anno, questo è importante per la riuscita della corsa. Sì, per il comune non c'è problemi nessuno, è disponibile a tutto proprio, quello non c'è problemi. Poi ha parlato il Poli, ha parlato col sindaco, ha detto tutto a posto. Allora questo è il secondo anno, ma ci auguriamo che siano ancora tanti anni di vedere la corsa qua. Il prossimo anno lo facciamo un percorso un po' più in salita. Abbiamo già visto dove si fa l'arrivo, sarà una corsa ancora migliore. Ed ora concludiamo con Walter Nieri, che come diceva prima Pierluigi Poli sei l'anima di questa manifestazione, perché mi diceva che l'hai voluta fermamente e tutti gli anni ti impegni veramente tanto per questa gara. No. L'anima è sicuramente Pierluigi Poli, è lui che è stato il fondatore, l'ideatore, è veramente la persona che ha dato successo a questa manifestazione, che ormai vedo è sempre più sentita sia dai partecipanti, dai corridori, ma anche dalle persone che collaborano, come si può vedere questa sera a questo ristorante da Valentino. Sono tanti coloro che si adoperano per la buona riuscita. Il Poli mi ha coinvolto e lo devo ringraziare, perché ce ne sono tante di persone nel ciclismo che lavorano, che fanno bene, competenti, ma io credo che il Poli sia sicuramente uno dei migliori, che da tanti anni a Lucca mantiene vivo il ciclismo con grandi manifestazioni e poi con la sua umiltà che trasmette sempre nella sua competenza, che penso che non abbia uguale nella provincia di Lucca. Quindi sono io che, Tomei, ringrazio il Poli che mi ha coinvolto, dire l'anima io non è giusto, perché è lui il fondatore, io sono soltanto un semplice collaboratore e mi fa piacere di esserlo. Ma un collaboratore, devo dire, che permette ogni anno di avvicinare tanti sponsor, tante aziende, per l'impegno che metti come Walter Nieri Pubblicità nel trovare tanti sponsor che sono indispensabili per mantenere certi livelli, certe manifestazioni. No, ma lavorando in pubblicità, io ho un'agenzia pubblicitaria, tra l'altro in questo caso non è che intervenga neanche direttamente, diciamo che ci sono degli amici che ho chiesto loro se avesse fatto piacere collaborare per la riuscita di questa manifestazione, li ho fatti mettere in contatto con il Poli, sono rimasti anche loro entusiasti, infatti sono già diversi anni che collaborano proprio per la serietà della persona ed anche per la manifestazione, perché ormai penso che Ricordando Marco Pantani sia una delle corse di maggior successo a livello cicloamatoriale in Toscana. Vedo che c'è il fiore del ciclismo amatoriale che partecipa tutti gli anni, nominativi di grande spessore che arricchiscano questo albo d'oro che sta insomma piano piano diventando importante. Ora mi sembra che quest'anno è la sesta edizione, è un'occasione per i ciclamatori, diciamo, per riscaldare i muscoli per la lunga stagione che li aspettano, ed anche già una fase importante della stagione proprio all'inizio, una delle classiche più importanti. Poi l'arrivo in salita metterà già in mostra i più forti scalatori che ci sono nella nostra regione, ma direi anche fuori. E a questo punto, con queste parole di Walter Nieri, l'appuntamento al 14 febbraio per la sesta edizione di Ricordando Marco Pantani. Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Rox, un nome breve per volare sempre più in alto.